Mister, hai appena detto, insomma, quando si vince c'è il sorriso, però insomma avete fatto una gara, posso dire di attesa, perché avete guardato, vi è andata bene in un paio di occasioni e poi questa punizione che ha colpito. Beh, quello sì, dai. Di attesa no, perché penso che siamo andati a prenderli, sono stati più attendisti il Montebelluno. Noi siamo andati a prenderli alti, abbiamo riconquistato parecchie palle, potevamo gestirle sicuramente meglio, sapevamo che il Montebelluno era una squadra preparata, che giocava bene e infatti in alcune situazioni ci ha messo in difficoltà, ha fatto una gran parata sul colpo di testa, sulla punizione il nostro portiere e dopo insomma penso che non abbiamo rischiato tanto altro e niente, poi l'espulsione. Dopo lì sono rimasti indietro in 10, abbiamo cercato, abbiamo avuto qualche occasione con la traversa, con i tiri di Chicchi e quindi niente dai, dopo è arrivato il gol su punizione, e dopo se è su punizione o su calcio d'angolo o su azione poco importa dopo 3 sconfitte, quindi era importante fare 3 punti o perlomeno andava bene anche un punticino da dar morale alla squadra, all'ambiente e a tutto, perché in questi momenti qua sono difficili. È un momento particolare. No? Quello sì, dai, è un momento particolare, adesso con questa vittoria qua non è che sia tutto finito, però insomma dà fiducia e ripartiamo da qui. Ritornate sul mercato, hai chiesto a qualcuno? Io non chiedo mai niente, ci parliamo, ci confrontiamo, dopo se c'è da prendere qualcosa penso che la società sia ben disposta a farlo, però ci confrontiamo di settimana in settimana e poi vediamo. Ti aspettavi così il tuo ritorno a Mestre? Vabbè, visto, no, non mi aspettavo niente perché tanti ragazzi dall'anno scorso sono cambiati, alcuni sono rimasti, quindi dopo ognuno ha le proprie caratteristiche, ci vuole un po' di tempo per capirle, le caratteristiche di ogni giocatore e cercare di metterli nel posto dove possono rendere meglio. Mister, in bocca al lupo, buona continuazione. Crepi anche a voi. Salve. Ciao.